In diretta dagli Stati Uniti la virologa Ilaria Capua. Buonasera professoressa. Allora, abbiamo sentito poco fa l'appello del Papa: unire le forze in modo trasparente per un vaccino accessibile a tutti, ha detto. Ecco, devo dire che il Papa mostra ancora una grandissima leadership, anche una leadership al di fuori del coro, perché giustamente riconosce la portata del fenomeno e capisce che saranno i più fragili, i più deboli, gli ultimi, che avranno soprattutto bisogno di cure e di vaccino. E quindi evviva! Professoressa, qual è l'elemento fondamentale della ripartenza di domani nel nostro Paese? Ma allora, io vedo e leggo tante parole nei decreti che sono sicuramente delle parole importanti, però io invito tutti gli italiani a mantenere il buon senso, perché ci sono delle regole che ormai conosciamo che ci possono tenere al riparo dal contagio. Se la signora Maria, che ha l'età di mia mamma, ha 80 anni, ha un fratello che ne ha 85, che vive in una casa di riposo, la signora Maria è meglio che non lo va a trovare, almeno fino a quando la situazione non sarà stabilizzata. Quando possiamo dire che ne stiamo venendo fuori veramente? Fra 15 giorni, cioè noi vedremo se la riapertura sta avendo effetto fra 15 giorni. Quindi io voglio invitare tutti gli italiani a ricordarsi che questo è un problema che riguarda tutti noi e ognuno deve svilupparsi una nuova, mappa mentale dei nuovi percorsi organizzativi per non cadere in trappola come purtroppo questo virus ci ha tenuto per molti mesi. Chiarissimo, grazie professoressa.